Per guida ai campionati siamo con Mister Tom. Mister, al di là del risultato, come ha visto i suoi ragazzi stasera? Guarda, c'erano dei ragazzi da mettere alla prova. Noi abbiamo un numero di giocatori piuttosto ridotto, quindi dovevamo mettere alla prova, a dura prova qualcuno per vedere se nell'eventualità che, speriamo di no, ci venga a mancare qualche giocatore sopra, dovevamo valutare appunto le condizioni e le qualità di questi ragazzi. Qualcuno ha risposto anche bene e qualcun altro ha mollato troppo presto perché si è lasciato andare proprio dal punto di vista caratteriale, e questo non va bene, è la prima cosa sulla quale bisogna puntare, e quindi almeno adesso sappiamo chi abbiamo, a che punto sono di maturazione i ragazzi. Quindi adesso noi dovevamo pensare alla partita di domenica, almeno io ho preferito così perché il numero è veramente limitato e qualcuno ha già qualche problemino. E inoltre, sì, qualche giocatore magari ha già la terza munizione, quindi se noi perdiamo per strada qualche giocatore importante rischiamo di compromettere anche il cammino Doveva del far, campionato. doveva far minuti della Bianca, scusa, doveva far minuti Bravo, li ha fatti, doveva far minuti anche Sagna, li ha fatti anche lui. Sì. Per il resto comunque qualche fraseggio di gioco si è visto comunque. Sì, ma noi cerchiamo sempre di giocare. Dietro avevamo purtroppo una linea assemblata in mezzo allenamento, ho provato delle cose, però insomma qualcuno doveva fare dei minuti, appunto, doveva mettersi alla prova, qualcun altro avrebbe dovuto farli ma non l'ho neanche messo in campo, e alla fine purtroppo il risultato sì, un po' troppo pesante, abbiamo regalato anche per ingenuità, senza nulla togliere la loro forza, che comunque hanno messo in campo una squadra molto, molto competitiva. Ripeto, chi doveva fare sì, un po' di minuti, anche Dotto, che ha problemi con il lavoro, è arrivato praticamente dal primo e secondo tempo, perché non era neanche in panchina all'inizio, e quindi doveva fare anche lui un po' di minuti, perché ultimamente il lavoro gli sta precludendo allenamenti e quindi anche presenze in partita. Però almeno questa sera ha fatto una mezz'oretta di partita con la squadra. Ah, avrai visto anche tu le immagini di domenica su YouTube e quel 3-3 negato alla fine, come l'hai visto te? Ma quello è un episodio, io ho sentito tra l'altro fischiare prima che la palla entrasse, o mentre stava entrando, insomma, quindi l'arbitro aveva già deciso di fischiare. È vero, sì, ci può stare che il gol fosse valido, però in quelle occasioni là, se l'arbitro fischia, noi non possiamo fare altro. Noi dobbiamo concentrarci su altre situazioni dove ne avevamo parlato già in settimana e che avremmo potuto patire, e lì purtroppo abbiamo patito, non abbiamo preso le contromisure giuste, ma questa è probabilmente responsabilità mia. E sì, 3-3 ci stava, ma era una partita molto aperta che poteva finire 3-3, 4-4, poteva anche vincerla a un certo punto, perché i ragazzi secondo me ci credevano, anzi quando Stefano ha fatto il rigore è andato subito a prendere la palla in rete per cercare la vittoria, quindi questo è un bellissimo segnale. Purtroppo sì, ci ha detto male, però no, ripeto, io adesso voglio pensare alla Veltrese che tra 3 giorni arriva qui. Infatti vogliamo concludere con questa domanda. Domenica Feltre, già incontrate in Coppa. Sì, già incontrati in Coppa, loro però stanno andando molto bene in campionato, non hanno mai perso, e quindi un motivo ci sarà. E hanno un punto più di noi, subiscono poco e un gol lo trovano sempre. Ho visto palla inattiva o qualche soluzione individuale, però lo trovano sempre, anche se contro di noi in Coppa avevano dimostrato di essere una buona compagine, agguerrita, molto grintosi, quindi dobbiamo prepararci bene.